proprio frammento bello che si può essere di Ossi, di una parte che si può essere di Ossi, avete finimento ma metà di più, ma durante il sera lo siamo a mettere con lo so. Benedito e buon ammento a tutto, poi passo a Rosa. Buonasera a tutti e benvenuti in questa diede. Ecco, voglio narrare solo una cosa. Deo lasso soprattutto quello a Mario e a Dolores, perché è bene che Dio non sia non questiono sul luogo di reso, ma già ho impegno di leggere poesia, ma non lo voglio struppiare, cosa vuoi dalla mia. S'auguro intanto io mi vai a si vai dal noso alla simbolo, ogni tanto bisogno di fare il apprezzamento. Questa dia che Mariello ha pensato del Vaide a nome di questa associazione è una cosa di Portumano. Deo Mattessi si conoscendo in questa diese nome di poeta che non fosse ricordato in questa maniera ben dimenticato e non conosciuto. A Pubiduca Ossi tenere uno meta gente, meta poeta, probabilmente è proprio vero che questa cultura, questa poesia, forse si non si nasce in noi, ma è una forte appartenenza e quindi da gatto giusto e bello da ricordare sempre e a non dimenticare mai. Non penso che stiamo questionando di cose antiche, ma tutte cose che vanno sempre parte della vita nostra. Soprattutto perché su questionare il sardo, qualsiasi sardo sia, qualsiasi linguaggio sia, è una cosa che andrà condividiata e sempre fatta. Buon divertimento e grazie a tutti vosaltros. Io ringrazio tutto ciò che si impegna, tutto questo appuntamento, per noi è importante, è un appuntamento culturale ma è pure sociale. Noi siamo venuti da Conca di aumentare un anno nostro che hanno lasciato un meta scritto, un meta valore che noi come associazione siamo giunti adenanti dai Gimballo e quindi per noi sono un punto di riferimento e quindi il primo motivo è di ringraziare a livello affettivo tutto quello poeta che ci hanno lasciato, ma lo dobbiamo pure ricogliere che questo sono solo una parte adesso che vorremmo aumentare, che è andata meta altera, che hanno lasciato meta cosa bella in quella idea. Forse è l'unica idea che ha dato più poeti in tutta la Sardegna. Questo non dico poco di sicuro, però se non siamo che siamo sicuri. Pertanto ringrazio subito, prima di cominciare, chi nos ha dato questo locale, Alfredo Moreno, l'amministrazione comunale, che è il suo patrono, e devo prima di cominciare questa serata che so chiamare proprio a Pasquale, il suo padrone dopo della saita nostra, poi non ha qualche cosa, un applauso a Pasquale. Buonasera a tutti, devo provare a fare dare saldo sicuro non so da pratico. Capite come ti ha apponato a terra bosta, quando sono anche io, sono 70, babbo e mamma tra isso fai da in sardo e con la mia fai da in italiano. Capite questa mentalità fu cussa che l'italiano deve andare avanti cancellando sul saldo. È stato un errore manno meda. Questa regione sarda sul 98 con la legge con la basata e tanta altra cosa ha provato e siamo tutti provando a rimediare. Ho fatto il suo complimento alla Simbolo, che è un'associazione meda attiva che organizza meda cosa. Mi cucio con su fritto che qui siamo su ambiente impianto di climatizzazione, ma sul motore sta in video e piazzato fuori. Invece su splitter o come convettori non sono arrivati e quindi stiamo già soffrendo fino a quando il piatto non è finito. Poi mi cucio, capite, non siamo resistiti a finire sul tripaglio che devi fare. Poi sul resto è una cosa meno bella, sono poeta Mannoso e minores che comunque hanno contribuito alla cultura della Salimba Santa. Grazie a tutti. Grazie Pasquale. Poi bisogna prendere mano a mano per la adenante di tutto questo poeta che presentiamo.
Però prima di cominciare la serata cominciamo con due cantoni che non cantano, questo due giovanotto De Orsi, Gianni Spano e Massimo Meloni. Fatele un applauso e da noi cominciamo questo poeta. Ok, buonasera a tutti, benvenuti. Oggi è una serata molto importante perché ricordare e valorizzare i nostri poeti, che siano poeti a tavolino, che siano improvvisatori, è una cosa molto importante per fare in modo che vengano tramandati dalle generazioni future, perché i giovani di oggi sono coinvolti dalla trap, da questo scempio culturale che ci sta massacrando. Niente, questa canzone che ha scritto Massimo circa un anno fa, più o meno, sì, un anno fa. È una canzone che da una frase l'ha sviluppata e ricorda un po' il nostro territorio, no? Il territorio di Ussi. Si intitola Dano e Dale a Fondone. Dale a fondo
facciamo un pezzo che dunque è stato scritto praticamente a 3 mani e l'abbiamo suonato già 2 o 3 volte con la Simbolo, non ricordo. Comunque è un pezzo che il testo è stato scritto da Mario. La musica l'ha sviluppata così in 20 minuti mio fratello Antonio e io e Massimo gli abbiamo dato un vestito. È un testo molto patriottico, si intitola Sarduso, però siccome io sbatto sempre in quella direzione, non parlando di patriottismo sardo, che non è sempre quello di mettersi lì a tifare il Cagliari quando gioca il Cagliari, cioè il patriottismo è un'altra cosa, il patriottismo serio è un'altra cosa. È facile tifare il Cagliari quando gioca il Cagliari o fare tifo a Fabio Aru quando correva o la Dinamo, eccetera. Il patriottismo è un'altra cosa, il patriottismo serio è cercare sempre di mandare avanti l'economia della Sardegna. Per esempio io voglio citare brevemente un aneddoto che mi è balzato in mente qualche giorno fa. Tanti anni fa stavo guardando una partita del Cagliari in un bar così. Era il periodo del Cagliari in cui giocava Vialli, Ravanelli, Pessotto, Del Piero, e il Cagliari era quello di Matteoli, Francescoli, eccetera. Una volta in un bar un nostro amico che era con noi, praticamente dopo aver segnato il gol della Juventus, esultò e uno gli ha detto tutti quanti colori: ma come dice, sei esultato, sei sardo, sei sardo. Lui si è girato e istintivamente ha fatto tutte queste buffette, Moretti, adesso buffette di Knusa, sono i più deo di Attie. Lui gli ha risposto, cioè come tornare in cassa, no? Comunque, questo pezzo si intitola Sardo Solo. Sardo Solo, preso firu, amori, ma se
a Massimo Meloni e a Gianni Spano. Como comenzamos a presentare sono poetes, cominciamo dai Antonio Andria, e lo presenta Dolore, capite, non hanno sappido un parente che lo poteva presentare. Denaro che Antonio Andria è legato a Saida De Ussi per due motivi, e tutto due però non fu di De Ussi Antonio Andria, uno che travagliava nel territorio De Ussi e tu che sei coglieva da Ussi, e quindi fu legato a Ussi. Se molti da voi e molti Ussi ha fatto una vita in tre Ussi, e so che poi racconta come Dolore e se vada a cosa nuova che hanno scoperto per quanto riguarda la biografia, quindi ve lo presenta Dolore. Cominciamo con il primo dei suoi poeti, il umano patrimonio di Ossi e di Sardegna. Antonio Andria Cucca è considerato ancora uno dei suoi 7 poeti improvvisatori più umani di Sardegna. Cucca ha cantato da 40 anni e noi chimici manco un vizio di che foti e procusso ma da giunto a Nechile di Pioso. Soggiaios de Cucca Paterno si chiamavano a Cucca Cipriani e Maddalena Ruglio. Da esso fu di Nachito Lorenzo Cucca, cogliuato con Lorenza Virgilio de Gossuine, Giuseppe de Aultu del 1869, in Sagheglia de Santo Nicola in Tattari. A Techimonzo sono chiamato Serafino Madeddu e Antonio Vittorio Carboni. Da questa unione, come primo vizio fu di Nachito Antonio Andrea Cucca, Nachito in su mulino de Mascari, territorio de Ossi, Sadie 30 de Sant'Andria. Tornato a mezzo vita su segui de Preaso del 1945 a 70 anni. Antonio Andria, secondo si scritto, è nato in Israele 7 de Manzano e battigliato dai suo vice parroco di Santo Nicola Gavino Solinas e binarata in Nue, locali istiu poveri o sensis. Vivuni su babbo Lorenzo Cucca de Tattari e mamma Virgilio Lorenza de Gossoine. Sos padrinos de Cucca funi Salvatore Marongiu e Maria Speranza Fois. Cucca Antonio Andria si cogliuato in Ossi in Sagheglia de Santo Bessolo, su Duolle Freasu del 1908, tenia da 38 anni, cogliuato con Sanna Maria Antonia, nacida in Ossi su Battolli de Freasu del 1883. Tornata a mezzo vita su Deghe Marsu del 1973. Issa de anno Carlo e cogliata ne tenia 20 imbe e fu divisa de Matteo Sanna e Filomena Simula, su Timonzo Sovuni, Antonio Simula e Antonio Luigi Manca e su Preide fu di Giovanni Vinna. De Cussugnone sono nati dei Battolli di Vizzoso. Antonio Andria Inossi ha abitato in Carrera Iosto 23 e Depollo invece si è parlata Fontana Noa numero Battolli o esatta Teresa delle Rose. Cucca Procampare va a beccare da pure portafoglio e revette e le venia di Nossi e sei piglia da corso. Come cominciamo su questa prima poesia. È una poesia di amore, ma meda bella. A Sabella chiamo, si mi ponzo a riposare, prima che sussulto lei, appena schivenso a te, su riposo mi tormentat. Caso a sosoios mi si presenta da su viso amoroso, e quando isetto riposo, oios non posso serrare. Si pro combinazione succede mi dormire, tu esolis apparire, subito in sa visione, che chi è seres in persone e con me uso discorrente e tutto gusto comprende che devi dai d'amare. Si so in missa cantata o altra funzione seguo dessa passione, santo scopello bindata e sciattie ogni mirata senza pensare a niente, pro te columba innocente non vedo manco saltare. So in cati convido, qui va divertimento, pro me non va d'alimento, né pro manico né bito, sino ancora affliggito e pensare a te e via, tutto sono in allegria e Deo è a sospirare. Duncas, si io amo a te, con un amore sincero, de mattesi amore vero, tu e puro stima mie, pro che pensa ad un udie delle nide su dolore e con digno vero amore suona, soscoro appare.
Si due non ti appena, de gusto ora frizzato, presto a sabider su zambene gelato, su zambene tos alvenas e in certiesa menas. Con tempo passai tristura e angustia a sabider a cambiare. Dunque, pensa scantuato, pro amare a te solo, afflitto e senza consolo, sal mezzo ora smagato. Narami come te fatto, si vivo da te lontano, faghe di te coro umano, non mi lascia spassionare. Si dinara calchiuno, chi non so digno de amore, cu sesto un traitore, chi vaga e disimportuno, ma già con che d'ognuno, calessa mia onestade, chi a mia non va falsidade, né coro vinto in amare. Finis culumba istimata, amami come te d'amo, catera cosa non bramo, nel mezzo sienda bada, d'essere contraccambiata, s'amore in duo amantes, chi vedele se costante tenta di evassare. Ne ha descritto uno puro, grossa moscia di Gavino Gontene, a Silico, su mitibatto di trio, la sade, su 1920. Caro collega e amico stimato, improvvisate beni da sa morte, prega, provoca in celeste sorte, chi mi perdonate si appo mancato, chi contini dai cucca è sperdonato, goses in paradiso ogni sorte, in cussa dumba chi s'è sepoltato, Deo ti salvede de ogni peccato. Per me è un onore aver presentato Antonio Cucca. Grazie. Grazie Dolore. Come aumentamos un altro voto sceso, non fu di un voto improvvisatore, e chiamiamo Savizza per leggere sa poesia, sa Marisa Giugia. Nel frattempo, devo leggere la biografia di Antonio che ha descritto Salvatore Santoro, quindi aumentiamo pure la buonanima di Salvatore Santoro, che ha fatto la prefazione, poi su Liberello che ha fatto a livello familiare. Antonio Giugia è nascito di Nossi, su due e Santoine, su 1930, dai Ferdinando e Maria Moreso. È stato in questa ida Mattessi, in Carrella Europa. Sua famiglia è nascita numerosa, quattro femmine e due maschi, e si viveva come si poteva, tanto in Sazeronale, in campagna, quando bevuti. Antonino è del suo 1930, e dunque sa conosciuto il suo 43 e tutto sa tribulia dell'ultima guerra, ma questo pattimento sono attazzato somine, chi non ha mai dimito per un trivaglio, Campagnolo, Picavetrelli, Fraiamuro e tutto si veniva da bene, perché la venire come collaboratore scolastico, come si godi con amore, sa musele e suo figlio, tutto sistemato, sa pensione, cosendesi ancora della poesia sarda, della campagna, del suo frutto naturale, della compagnia, dei suoi amigos, appetendesi in trivaglio de cannos e pudones. In ambiente familiare di Antonino, vicino si ispirava all'aria di poesia. Infatti si chiamava componia ogni tanto qualche verso. E suo tio, Pedro Mureso, figli ed este poeta vero. E tanto si può bene narrare che in Savenas di Antonino qualche tio di poesia scorria dai Sanaschida. È un poeta tradizionale che scrive tendente sempre a rispettare tutte le regole della poesia in rima, fatta di affetto e sentimento, e che a Dio e a voi si pare alle zende di tutti i momenti della vita. Scrive pure comunicare con un amico se a volte è pure critico e cionfroso, mai male. Sono poesie ricche di sostanza, mancare la musicalità non sia sempre precisa. A sua concluita, di sicuro Antonino ha fatto bene a scrivere questa abbudronata e poesia, proso dell'uomo, proso amigos e prodotto molto occhi di gente, la procultura avrò appento, a suo manco in qualche verso, a nagattare un bubbuglione, un lampizzo di poesia che ha dato gozo, che dà gozo e ricriva sa mente a suo coro. Bella prefazione. E come intendiamo su poesia leggera da Marisa.
Grazie Mario e grazie all'associazione. Questa prima poesia babbo l'ha scritta in occasione del suo 20 anno di matrimonio con mamma. Pippina, tenese costante s'amore, s'affetto sincero a mio non pare vero che nos amamo bastante. 20 anni sono pare e mi pare cullarie, s'amore che senza te mai può dimenticare. A sincera corrisposto, senza avere uno difetto, pocusso tu so ripeto, come ti ha proposto. Mantengo sul giuramento, dai canno fin sai como, e solo a te eventomo in ogni ragionamento. Contento si sei contenta, dai tutto sei distinta, se deve amare convinta, premurosa, sempre attenta. De suo frutto e s'amore, cammie a spunzesso, aumenta s'interesse con tuo giardino in fiore. Che vive se ora felice, coltivando col suo fruttoso, del suo momento bruttoso recla solo sa cornice. De bonità de reina, povida, buona padrona, se figlio a poco corona, e tutto dama una peppina. Questa era dedicata a sua amicizia, a suo amico. Amigos non si nasce, si diventa e non sono rara sa occasioni se posi fraghere amigos o sa persone ma cattare su uno si bicenta s'amico uno deve maturare come di ogni cosa saporita compagnia di paghe in sa vita e dinari non vadano pagare belle sui rivali un necessario belle amico di divertimento e belle pure su chi c'era attento deve se che non ti trapi del binario. Ebbe pure su chi a occasione si sepide del amico a rifruttare e de gusto sonde pote sagattare canto negare in ogni chizzone. Fide e sostanzia s'amico si la distima più de parente, vivere in solitudine esattente e scopo in sa vita non blindata. Dessa moneta, qualità del peso non pagano dessa amico suscitato. Chi è della cattare è fortunato, qualcuno non bindata canto l'ha reso. Narrere amico mio ancora a bello si dia a devere ad ogni persona, se ne dotto di questa opinione canto si può dire manco su feggio. Sia da amicizia contagiosa che un amico tinde punta da sattere, posi stimare e bigare carattere e de gusto sa gente e bisonzosa. E poi questa babbo l'ha fatta da che pure anziano e fu di già malato. Sul lamento dell'anziano. Quando si date, lei ha savalata, qualche dia in più su di ricchezza. Si podia lei comporata, che si affronta da può vivere ogni spesa, ma precio alla comporare non blindata, contro Savine non vale difesa, mi contento e qualcuna regalata e se date campodeo e sei cesa. Altro non mi resta che pregare, provando enidi che magari è pronto, con si speranza di vivere ancora. Che è chissà l'ultima a mancare. Ogni dia ne aggiungo una su conto a daghi lugherie ido e spuntare. E qui già di emozione. Grazie a Marisa che ha commentato su Paolo Antonio Giugiano. Bene, come chiamiamo su coro poche no di Ussi che all'Umpido 36 anni, se non sbaglio, nascido sul 1988 da un'idea del giovane mantioso del suo canto, appassionato, che aveva una gana di cantare poesia del suo poeta di Ussi.
ed è nato così dentro. E piano piano, bello, hanno compiuto 36 anni. Io lo ringrazio voi essere noi culto zero che hanno accettato questo invito. Ringrazio a Filippo Caretto che fu di presidente poco in banno, è stato fortunato che è stato presidente poco in banno del Covid e quindi non ha potuto fare serata come te Iana Cheffido. E quindi ringraziamo come suo presidente nuovo, Franco Secchi, un amico di vecchia data, suo vice presidente Massimiliano Pinna, suo segretario Filippo Caretto e suo tesoriere Francesco Solina e tutto il suo altro componente. Anche dare un applauso. Dobbiamo fare due interventi, questo zero però sul mastro, che ringraziamo. Sul mastro altro impegno e poi tanto si che deve andare. E non dico si fa che ne sa due cantone di Uvedro. Buonasera. Io sono capitato qui a Ossi a dirigere il coro per caso tantissimi anni fa. Io non cercavo loro non cercavano me. Ci siamo trovati, ci siamo messi alla prova e la cosa dura da 25 anni. Lo dico perché qui sono un po' un imbucato, io il sabato non l'ho mai parlato, lo canto qui con i miei coristi e sono tuttora uno studentello, nel senso che capisco quello che si dice. E comunque questo è sufficiente per me per apprezzare nel dovuto modo le poesie che ho sentito questa sera e quelle che in tanti anni passati a dirigere il coro ho avuto modo di apprezzare. Io due parole Mario su Pedro Mureso vorrei dirle, come ho detto da neofita, io non ho una grande esperienza in proposito, sono rimasto molto convinto dalla personalità di quest'uomo. Ne ho lette parecchie di poesie di Pedro Mureso per poi trovare quelle che a mio modo di vedere potevano essere musicate da me. Musicate 5 se non mi ricordo male e ne avrei potute musicare molte altre e ho intenzione comunque di proseguire con le poesie di Pedro Mureso che trovo grande e geniale nella sua semplicità. Faccio un esempio, stasera noi facciamo due canzoni di Pietro Mureso che sono diversissime tra loro secondo me. La prima è Sainus Badruno ed è una storiella che fa un po' capire secondo me che cos'è il genio nella poesia. I protagonisti sono due, l'asino lo fa Filippo e il padrone lo fa Francesco Solinas. Allora, è capitato al poeta di vedere un po' questa scena, un uomo che caricava il bastro del suo asino e il poeta, secondo me è qui il genio, ha guardato la scena e si è concentrato sugli occhi dell'asino, che sono grandi, sono dolci, sono indifesi. L'asino poi è tutt'altro che indifeso, però è un animale in genere molto mansueto e lui, vedendo un po' l'atteggiamento un po' rozzo, un po' ruvido del padrone e la completa sottomissione dell'animale, ha letto negli occhi dell'animale una specie di muto rimprovero, tant'è che, come dicevo, Filippo dà la voce al quadrupede e tutto questo, tutta questa poesia piccolina e deliziosa è nata da uno sguardo, secondo me, di uno che passava e ha visto un piccolo fatto. Noi ne abbiamo fatte tante di poesie di Pietro Mureso, c'è una che non faremo stasera che era Sapuda e Zia Rosa. Anche lì sparisce una gallina e lui ci fa una poesia sopra, perché questa donna non è può la vita che gli hanno fregato la gallina, e addirittura, perché c'è la doppia storia, quando la figlia torna troppo tardi, la notte troppo tardi, Zia Rosa non si preoccupa della figlia che è tornata colpevolmente troppo tardi e dice che lei non riesce a dormire perché la gallina non la trova. Però noi ne faremo due, come dicevo. L'altra è Inno Salim Masarda, che è una poesia, c'è Pasquale in sala, che secondo me dovrebbe ispirare i politici sardi in relazione a quello che veramente dovrebbe essere la promozione della
lingua sarda in Sardegna. Zio Pietro Moreso, che non credo fosse un uomo istruito, aveva comunque le idee chiarissime al riguardo, e anche qui, punto per punto, lui dice con la sua poesia cosa bisognerebbe fare perché il sardo fosse a tutti gli effetti una lingua non soltanto parlata in casa, in cucina, ma una lingua istituzionale. Quindi cosa bisogna fare? Bisogna portarla a scuola, bisogna portarla nello Stato, per esempio nei tribunali, per esempio i giudici dovrebbero fare le sentenze in sardo. L'unica cosa, ecco, che non ha messo in questa poesia è in chiesa. Forse manca solo questo. Per il resto ascoltate con attenzione, perché secondo me è una disamina lucidissima di quello che bisognerebbe fare perché il sardo avesse nella nostra società l'importanza che merita. Grazie. Danilo Giorgi. Oi, oi,
commissario per l'Integrale Vettomare Danilo Pingioli, che mi pare che ha 29 anni, 25 anni. Un applauso a Sogore Orsi, che sono hanno regalato un bel documento per Giuseppe, e grazie perché io che salimmo oltre, saida oltre per i logos in Sardegna e pure i continenti in altro logo. Vos auguriamo tutti su chi si sta e grazie ancora. Bene, noi abbiamo parlato questa poesia, questa è una serata ricca di poesia, di suono, di canto, a parte sammentare un poeta che ha avuto un vinore in sala, che non so che fino a mancare, può leggere sto pure una poesia. E quindi si che Giuseppe Covetto lo chiamo a leggere non là. E tanto chiama Gavino Arca, che legge una poesia, e poi passiamo a commentare sull'altro poeta. E da poi a Pianangelo, il saluto deve andare, tutto resta. Saluto a tutti. Tanto stasera grazie alla Simbol e a tutti a chi ha organizzato questa serata, ammentendo questo poeta, sedotto possesso. Da che poeta sento una idea allo cementerio del Tupare, sento uno zero, non spago, ma che doveva era più altro Romeda, che sanno aumentare in seguito. E ho fatto una poesia proprio proissoso, lo sapevo, fantomato tutto. E in più, a ultimo, in finale, fino al professor Giovanni Sporo, che siga questa tradizione, a pare che sia un vago morte sicca, dopo una volta che non chiediamo a imbazzare noi, un disco, come deve essere. E allora ho fatto questa poesia proprio in aumento dei suoi poeti sossesos. Alla Simbolo, poi ammanizzato accostamento culturale bello per i suoi poeti che ha lamentato. Salabio Monte, Pedro Murillo, Antonio Fanzello, Alba Marras, Giovanni Pinna e Francisco Vandeo, Antonio Giuzza, Andrea Cucca, un vero modello, Carina Borco, Iago Murillo, Zitto Arreo, Carlo Saida Ossesa e Comogosa, in salto il Pireo, Tenian Samusa in coro a Zersa, un dono lezzino in Sanadia, dai minores fino a Zersa. Mastros de Ferasar de poesia improvvisata o scritta a tavolino che in argomento sconnotto su una ia e piacere fa che noi continu a las legger a sos appassionados uso talento metricado genuino descriendo ammentos o contados que han inteso da sus manos o insoro il sapiente que si son pesados e os estimo e tanto onoro che ha lasciato una manna ereditata e che poeta lo si stringo in coro. Gai triunfa esa sarda identitate, seguendo forte che sul laghe e a sodierna de oi umanitate. O musa cara, te mamma, ancora vaghe, in silzende ad ogni salto frate, gai saraichina, latta sudenaghe, produvenne fruttos, de buona qualità. Grazie, spero per andare. Grazie a Pino Arca di Padronzano e come andiamo a Pierangelo Lai che non legge un'altra poesia e poi si prepara da William che non fa del suo nonno Francisco Padeo e non fa pure di Caterina Porco. Buonasera a tutti e grazie per questo invito e grazie alla Simbolo tutto su che fa che deve la cultura nostra. Questa poesia è intitolata Gracias, Gracias come nome, è intitolata a due femmine che si chiamano tutte e due Gracias. Una la conosciamo tutti, forse la femmina più importante della Sardegna, premio Nobel, e l'altra è nonna mia. Grazie.
Grazia, figlia illustre de Nugoro, vanto de sa cultura tutta canta, che in sa Sardegna sempre in su coro riposa come in cresia che una santa. Descritto che mirabile maestria, logos amenos de una terra incantata. Virtù de vicios de sa nostra zemia, e so sabios a concordo tan premiata. Prima femmina de città cu talento, a si chingere in Stoccolma che in Sularo, in sa scanna schimofene in suento e portoro, ma l'ha sortato frate caro. Grazia, su cuzzata sin puddire, che in su fritto vi marturi a sa carena, lasciato là su letto e su fuchile, però come il pane per sa gente anzena. Marito tu, partito in Argentina, prova che il fine del male dato. Non t'ha mandato mai messa a Cesina, ma se spisetto un minore t'ha lasciato. Non t'ha toccato né panto né gloria, però era pesato, figlio tuo che in primore. Non sei entrato, sei libero di storia, ma sei su mio eterno esempio del valore. Grazie. Grazie Francesco. A Pierangelo Laico e a De Tattari. E poi vogliamo a William Simula, che è un studioso della cultura nostra, ossesa, ma non solo, e che ha dato il suo merito di fare dedicare questa poesia una strada, una via in Ussi a Carina Poco, una poetessa di Ussi che non conosceva quasi nessuno, e questo studio di William è resistito a fare dedicare, grazie pure a questa amministrazione di Ussi, a dedicare una carrella. E come fai da te Francesco Matteo, che fu di nascita in Cremole nel 1905, fu tornato a mezzo vita nel 1986. E di Francisco fu un poeta bullista improvvisatore, non ne fai andata più bene William Simula. Io non credo di essere degno di ricordare mio nonno, perché nonno era il sole, io sono il crepuscolo, quindi c'è una differenza sostanziale. Però nonno, io avrei dato una quindicina di conoscenti pur di avere mio nonno, perché nonno era la positività fatta persona. Quante sbornie ci sono mancate. Era un uomo sufficientemente colto, un po' alla maniera di Socrate, non adoperava la penna, aveva la forza intellettuale per snobbare la penna, per cui la sua era fantasia mirabile. Io ho avuto il privilegio di conoscere mio nonno attraverso mio padre quando ero bambino, e avevo capito che quest'uomo era speciale. Una volta mi disse, quando avevo 6 anni, tu la sai lunga, un giorno ci sputtanerei. Ed era intuitivo, perché aveva capito che forse nel mio animo c'era un nucleo di cultura che forse avrebbe valorizzato il suo essere stesso. Nonno era un poeta satirico, bernesco, di qualità bernesca. Non perdo un attimo per declamare questa poesia, che è un piccolo aneddoto autobiografico, per cui non si prendeva sul serio come molti piccoli borghesi che rendono asfittica la nostra società attuale. E quindi un giorno disse a se stesso e agli altri: su fatto chi metteri capitato a rione si mi danza neghe, imbriaco mente savveghe 2 litros di ino a buffado, fiago un figlio mio l'abbonato, tue se de muros o de calzeghe, crede che de canto fiaccotto manco a figlio mio abbonato. Quindi attribuiva a Bacco un valore inestimabile. Poi un giorno un balordo gli rubò 500 lire. A chi è chi mi gentas francos ma furado, do chi mi gentas maldiciones. Con chi mi gentas operaciones, de chi mi gentas dottore de alto grado. Chi mi gentas porta arrestado e chi mi gentas tevrete presiones. E chi mi gentas città de paeses ligato pro chi mi gentas meses.
Io ho risposto a nonno con 30 anni di ritardo in questo modo, perché nonno per me è un piccolo mito. Qui c'è nonno e sotto ci siete voi. Nonno, sa vita tua è tutta da imitare, tutta, la dedicata al suo lavoro. Coraggioso, has affrontato e superato i tempos calamitosos. Rispettoso, de Deus decente, onesto, dedotto, s'amico uno. Mindadole su coro, che non ti posso dare risalto, come ti appo indisizio. Poeta manno, de maestria rara, mesca, tanto caro, sammento dopo. Poi il caso ha voluto che nel 2010, 11, 12 mi occupassi di Caterina Porco. Mamma mia, che donna straordinaria. C'è una donna che voi ridete perché siete dei piccoli borghesi e quindi non potete capire le empatie di questa donna che nasce nel 1902 e ha a che fare con un mondo prettamente maschilista. Cioè avere nel 1902 a che fare con un mondo prettamente maschilista significa essere condannati alla morte. Lei comunque, siccome è forte come un uomo, reagisce a questa categoria becera, si ritaglia uno spazio di libertà. A 15 anni si reca, credo, in occasione della festa di San Bartolomeo, con uno zio. Io pensavo che fosse uno zio burocrate, no? Convenzionale, uno zio che tutti noi tra i coglioni abbiamo, invece è Antonio Andrea Cucca. Gli dice: Catteri, quanti anni hai? 15. Vedi, ciò che vedrai ti fulminerà, però non potrai salire sul palco. Quindi lei assiste presumibilmente nel 1920 a una gara di poesia sarda, rimane folgorata dal fatto che vi siano dei canti mirabili che solo Leopardi poteva concepire. E poi dice a Cucca: ma scusa, ma io rispetto al tuo collega perché non posso salire? Ha detto: ma tu perché sei donna, sei femmina, e in quanto femmina sei fece. No, io devo salire su quel palco. E poi c'è Maria Farina, ma Maria Farina è incozzata, c'è Antonio Farina, che è colui che ha concepito con Gavino Conti le gare di poesia, quindi robustamente, insomma, incozzato. No, io salgo su quel palco. Quindi Caterina sale, si ritaglia uno spazio di libertà e si autocondanna all'immortalità, tanto che, come ha ricordato il caro Marietto, grazie ai miei studi faticosi è stata dedicata una via a Caterina. E siccome devo sintetizzare, succede che nel 1926, quando lei aveva circa 24-25 anni, emerge e accanto a sé ha un becero maschilista, Totoni Crobbu, che la sfotte per il suo cognome. Porca! Ma porco è sinonimo di merda. Lei dice: no, io ti faccio vedere cosa significa il porco. Quando occhi in su porco e t'allegria, festa in oghe e festa in cudane, casavorida este sabetta mia, mandigata con pane e caravane. Ma se uno grosso va morto in saia, passata, non lo viaga manco asciugare. Sabetta mia este buona e sicuro e saporina, posso scane spuro. Bene, arrivederci. Grazie a William che ha commentato a Carino Bocco. Non ho mai compreso che te la chiamata Chiarina,
invece se non mi sono del battesimo fu di Maria Caterina Borco, morti nel 91, e fu di una femmina che fu di pure una cantatora a chitarra, meda, brava, e canta sommine. Bene, come vado a trovare intrattenimento, chiamiamo a Maria Teresa Perrighetto, una grande cantatore che canta da Sacadurezza, Salutorezza, canta da sempre, e l'accompagna da chitarra Andrea Viga De Ursi, che è un suonatore meda famoso, che accompagna me da cantatore da chitarra, famoso, e quindi è bravo. Fate un applauso a Maria Teresa, che veniva dai Tempio, Allora, buonasera a tutti e benvenuti a questa manifestazione, grazie alla Repubblica, all'iniziativa della questa cosa, che me la fa che me la è a tutto. Ho presentato a Maria Perrighetto, che è una cantante del 75, sino agli anni 80 ha calcato me da palco in Ossi, tutta la vita di Sasaldina, anche fuori, anche all'estero è andato. E in Ossi specialmente ha cantato 4 timbre e buono che ancora si lavora pure. Ha cantato un po' con sua figlia, con suo zomine. Io ho avuto proprio qualche occasione di cantare la conista. Il casere può farmi acquistare qualche canto in re, però come te canto di apertura lo fai un canto di saluto, come dicono a Tempio. Anna Maria Perrighetto, Maria Teresa Perrighetto, Andrea Buonasera. Sono un po' raffreddata, non lo so, proviamo, vediamo cosa esce fuori. Buonasera.
di Righeggio. Lo ascoltiamo da voi ora e grazie Andrea. Seguiamo questa poesia, elogiamo tutto tuo Pierino De Villa e Gavino Marmellatta. Piegate tutto tuo a leggere questa poesia e che da voi aumentiamo su questa poetessa Adele Alba Marras. Buonasera a tutti e grazie alla Simbolo, onorato di aumentare questo poeta sosseso che non ha papito usato suona di conoscere. Per me è già un onore all'offentomare, è un onore manno. Mi limito all'offentomare. Si storia e soro invece la raccontano so che lo sanno abito so vicino, so familiare e so stesso. Abbiamo fatto solo può aumentare questa persona digna di ammento. Sammento è suo poeta de Ossi de poesia fontana e da di finta in sui ghinato. Antonandria Cucca su famato, uno è su mezzo su in terra isolana. Carina Borco, sua paesana, Pedro Muresu mai dimenticato. Giovanni Pinna con Giacomo Resu, onore in Sammento hanno teso. Sarà più monte, in Coruneo è collocato, è l'apo a grandezza, in su un corso è saita ossesa, papà essere, se lo vede Dio. Fanzello Antoni, Francisco Vadeo, Adele, Alba Marrasa, sa ricchezza, Antonio Giugia, Salisa Serrato, in soddeghe chi ha ventomato. Grazie Capino, Marmellatta, dei Tiri e come Pierino De Villa. Stanno due questa poesia in aumento su poeta osseso in generale e lo grazie pure ad alla Simbolo. Chi vanno oramai su una Simbolo e mezzo osseso sul gruppo mi sento, essere sempre presente, non mi vento, intende non mi fa che dei mai su. Questo gruppo sì che sarà della tradizione e sarà da limba in suo tempo seguire, bene dove amatessi e senza dove dire a questa sentita e bella manifestazione. Di avuto mi sento che a voi sono poeta e non potevi stare che senza lo so mangiare. Do verso mio, po' aspetto da accettare che consentito su coro me lo svetta. Appare giusto una die spero di essere e che a voi una die di essere rammentata. Maria de Monte che era ringraziato chi porta in conca i nostri per essere. Pierino, nato di gentile me sofferso, umilmente scuia vediti e andiamo soffeso. Grazie Pierino De Villa, Lontano. Bene, andiamo da dinanti e come aumentiamo questa poetessa Adele Alba Marras. Quella ve l'hai scritto Deo quando avevo mancata. Sul 6 di maio 2022 ha lasciato la vita terrena la poetessa Adele Alba Marras. Fu di nascita in Roma l'anno 1924 da Sebastiano Marras e Anna Buffarale. In Civitavecchia ha passato la prima pezzinia, poi tornata si defuta la vita natia di Ossi con sottio Antonio Maria Marras e con Eleonora Perfetto. E Stinussi che si schita di Adele su tono poetico e incomincia a scrivere versi. Si fu ricogliata a 23 anni con Silvio Alba del 10° anno e in Iesi canta da vivere, sicuro con 9 figli si guida da scrivere poesia e prosa. L'anno 1972 da Binchi su del suo premio su un corso in città di Ozieri, con sa poesia Passamo a Saterala e con Sosanno ha partecipato a medesimo concorso in Sardegna eppure a concorso nazionale benché il premio letterario sia importante. In suo nome Kimbe pubblica da suo libro di poesia a Bramas e a Mentos. Non ha papito la fortuna della conoscita e mi dispiace di veda, ma leggendo il suo verso suo ho imparato a conoscere.
il poeta non muore mai. Suo verso di solo raccontano su sentito più fungutto. Adele Marsa e ad un amore manno cosa terra sarda. In suo verso suo racconta un passato antico. In lui si coglia da un suore rispetto e frutta e sapore dessa terra. In lui uomini e natura funi in sintonia. Un udare e leare con questo valore Adele sti crischida e si è formata come poetessa. Sa poesia sua sono piena di ammentos de personas, de logos, de modo di vivere che non bisogna più uso. Casa modernità si è stata ingollita, gente impressata e leata dai troppi interessi materiali. Adele Alba Marras resta una grande poetessa di Ossi, persona con forte orgoglio identitario, persona meta sensibile e piena di amore, a sa famiglia, a sa Sardegna, a tutta canta, e rispettosa della sua natura fu legata a saida sua di Ossi, tanto da essere separato da che essere interrata. Volete questa poesia di tutta poetessa che devia essere Savizza, Nora, Alba, devia bene dai Cagliari, invece da più il trobbio, e non che potete endere, però non si è lasciato traccia di tre poesie di sua mamma, e che adesso, prego Gianni, che come Gianni fa che andare adelante, una è che penso che sia la prima, Campana sa repicca. Campana sa repicco, a Don Umano Joanandrea Marras. Cuando tocan a repicco sas campanas, en sos ollos mi ballas, salugue drenda de su mesudie, uno sentimento che spiegare non poto, mi fa d'insanima e mi raviena tutta di allegria. E sempre nie ben sende bei magatto, in punta de guardate silenziosa. Sas árvores e solia suentu moven sas schimas insori prateadas e mi preziana a leare sa balada che mi ve tanto gara e abituale. Falende, ma toppa su rane e a brincos manos mi lingue sas manos, siguendemi de muretto in muretto, finza sa savinetta d'onda e bianca. Ma in ove, a innanzi, esa abertura que ensayana, sus sueños míos sí que son fluidos, esa lealtade de esas cosas pasadas que non tornano, mi druppiano a su coro. In meso de esas pedras, postas a una, dai don umano meu, una rosa restes nascida, e a disparto su fiore a chi bevozas. Est un dono a su trabalho suo, est un dono a sus ammentos mios, mira carinho, e totta mira aso, e torno a fare muda savigada, e in punta m'arrivi da soriglia uno docco dulce de campana, campanas a repicco, campanas de dia e festa, e a ustu rie, cum su sole che balle di saera, rie con sas campanas de sa festa manna, rie con uno sono leno e tamburino, con su frusciare su pipiriolo, e tantas poches de vecinos. Lágrimas de vedra, poi de tantos años, a macerare in cudade soliana e silenziosa, l'amparo che mi vaga in sos olhos, e se frimmo tutti in una suoro. S'incantesimo mi s'è fatto padrono, e frimma e muda misto, che rocca e vedra, consumida da su vento e da sos annos, morta, in meso de tantas cosas che en sa vida, una murighina bascia, un camino longo e scolladoroso, una pinnetta d'onda, sa terra bianca e avara, sas boques de altros tempos, un muttete antico, sul piriolo e ganna, sa fiamma, su labiolo, sa sava uddi, profumos,
Quinsamento d'orrana e sabores que los intento en boca e m'allegran su coro. Sos odios estudados de babo giovanetto, sa lágrimas coadas, su riso sofocado, su vetto che si spacca e mi indischido in dolore de estas cosas mortas que mi greban su goro e falan de hoyos lágrimas de pedra. Sardegna. Poesia, Sardegna mia. Sardegna mia, Sardegna mia, da esa belleza malladora que a ti mirare la despianger de gozo e rir de meraviglia. Sardegna mia, inte grande dulcore, in su godire sos silencios tuos profundos, in mesu a sos montes rocalzosos e possentes, a faca a sos nurales tuos solitarios, enviriados de esas quesas rujastras e de esas murtas profumadas. Una vaga infinita che nessuno loco mai ha da poter donare, un'infinidade e profumos che nessuna terra mai ha da poter fager godire. Sardegna mia, aspra e areste, come esas cravas que se arrampana en esas rocas tuas, de esos colores que encantan, dulce que esos anzones que basquen esas herbas tuas lentoradas, que tremulan a suento de su mare do, viajito e splendente, de su dulce murmutto a una bregadoria assimizzante. Noi che c'è sul pizzo, Bastiano, se chiede piegare vuoi dire qualcosa? Due parole. E poi aumentavamo un altro poeta, Giovanni Pinna. Ringrazio Mario e l'organizzazione per aver voluto ricordare tutti i poeti di Ossi e mia mamma. Mi dispiace che mia sorella purtroppo ha avuto un imprevisto, la salute del marito l'ha costretta ieri sera a rinunciare a venire qui, perché avrebbe avuto piacere di leggere le poesie davanti a voi, anche perché queste cose non sono facili da mettere insieme e soprattutto da richiamare in folto pubblico, e qui oggi vedo che comunque un po' di persone ci sono, e credo che faccia piacere anche a loro che da lassù ci guardano. Io devo dire la verità, io ho delle colpe. Io ho apprezzato mia mamma quando ero già grande, l'ho apprezzata perché da ragazzo la snobbavo, vedevo che lei andava da una parte all'altra, vinceva premi, la vedevo mentre ritornavo a casa che semmai girava il sugo e la vedevo assorta, no? E la prendevo in giro. E invece lei mollava tutto, semmai scriveva i versi sul primo pezzo di carta che trovava, una busta di pane, qualsiasi cosa, scriveva, e lì ha accumulato tantissime di queste poesie e della prosa. Ho avuto il piacere di conoscerla sotto questo aspetto e di apprezzarla da amministratore comunale. Anni fa, adesso non ricordo esattamente l'anno che fosse, nel 2005 era stata invitata dalla Nazionale Cattolica a fare un recital nel cinema parrocchiale, e io da amministratore e da figlio sono tutto andato. In quell'occasione ho dovuto sentire le poesie che lei leggeva e mi sono reso conto che forse ero uno stupido io a non aver mai dato retta e enfasi al suo lavoro e all'arte che lei teneva dentro e la voleva esternare. Quindi questo per me è molto importante, perché
Nel frattempo lei ha accumulato una miriade di opere e mia sorella sta facendo probabilmente un'altra cosa grandiosa, quella di metterle assieme e di preparare un'ulteriore pubblicazione. Grazie a tutti per quello che avete fatto. Grazie a te Luciano, presidente, aumentare la mamma tua. Bene, come aumentamos un altro poeta di Ossi, leggiamo sa vizza a leggere sa poesia sa Lucia Pinna. Abbiamo detto Giovanni che fu di nascito in Ossi su 9 di Bennasde su 1935 e fu di molto con una di Grascia in su 6 di agosto del 41. E gli ha fatto sa vizza, compare sa mamma, gli ha fatto il più bello libretto che noi cada 46 poesia dei poeti di tutta la Sardegna che hanno dedicato a sa morte proprio del suo babbo e non sono mancato su poeti di Ossi che sono tutti sono poeti di Ossi dai babbo, di Jacopo, di Pedro, Domenico Ureso, che sono proprio tutto. E come Lucia non legge qualche poesia del suo babbo? Grazie alla Singolo. Può aumentare un altro poeta di Ossi, di Angelo Pinna. A 94 anni è volato a Sempireu come vaghe de Curreu con aedas più mannos. Sosaeda più mazzores tot in festa all'arrezzidu e li naran bene nidu con coronas de viores. So divino risplendores gustan con candidos pannos, in son dorados iscannos, sezi di gomo Angelo Pinna, e se perdita sintinna a 94 anni. Fu poeta, prosadore, vero mastro in poesia, raffinato in simpatia, genioso che oratore. Fu Deus su mazzore, su poeta rius in treu, vida longa buon grangeu, dat là su sa santa mano, e che nabura manzano e volato a Sempireu. Come canta melodiosa, musa bella con arcano, cu saeda circugano, con su safi cubiosa, Calliope sadiosa lo mantenere a rodeo, ora bella de recreo, passan tutti in compagnia, con su mastro nel tonandria, come vagan de correu. Ogni pinna iscridora de sos sabios e sagios, ana escriere messaggios con videas encantadoras, in sa celeste dimora, ue nobiada ingannos, comente in terrenos pannos, potta de eternidade, abbrazzate lugue frade, sosaetas più mannos. Un atteramento con un altro poeta osseso a Tiusantine Ruda. Accodi dai nou a passizzare, con mente savia e artos sanos, che dimovene con pese, brazzos e manos, e cusidea se sempre pronto a volare. Pottas induna de nou dorrare, che canno giuristi pilos canos, dai si scala luia a sos pianos, rima bella vidorres a cantare. E a Santa Ituria, a Sarocca, si dà posto in fronte manu santa, a Issa Zulu che mano d'invoca, e si repirasa oe aria fine, no è po merito de questa pianta, ma po pregatoria de santine. Così invece su una piccola biografia. Chi è Sodeo Giovanni Pinna? Pochi ancora non vita mia ne li dimostro sa fotografia. De mende fatto sa biografia data e nascita a mese anni die. Giovanni di Blumene Mangiamato, del nato nascito die noe. Fu sanno 35 anno eroe, casano de Simpero fu chiamato. Sono 2700 schidas che fino ai gomo la sappo contatas, in parte bene misuradas, pure in parte con debitas medidas. 1,66 di altezza ed è discreta una corporatura, nel raso, nell'anzo de figura, de colorito giara a posalesa. Oggi celeste, con alta sa fronte, colore vilos, o castanzo chiaro. Un eu in fronte acqua che faru, socchizos tundos che arcate monte. Sunare con saucca regolare, s'addente pagudessi da sembucca, no acqua che a primus a vilucca, in su tempus ma debito giambare.
Con questo narre desinserenidade a chi non conosce questo individuo. Con questa vinna mi sono attribuito a mi vagare sa carta d'identità. Non ha bella sa fisionomia, né apparente una figura bella, chi conta però è sa pagella, pulita e netta chi giunto a porfia. A suo travaglio la proposta amore, che non baire confronto e paragone. Odiato a sempre su mandrone, che ha disfruttato sanzeno suore. Ringrazio di Deus a guida chi viene in domo ma dato sovente. Si torna a nascere nuovamente, non ha chiamato forma e vita. Si aerei, abito in mano su vinzello e deve essere fatto zerro a mano mia. Sicuro narre l'upodia deve essere fatto meda più bello. Si sa mano non l'ha descritta esatta, questa chinata è biografia. Si ha dentro vaga fantasia, leatela come te la può fatta. Grazie Lucia. E se bene aumentare a poco tutto Giovanni. Bene, come un altro po' di intrattenimento chiamiamo Antonio Manno. Antonio Manno è un giovane di Ossi che fa parte del presidente dell'associazione culturale folcloristica Santo Pescolo. E Antonio va che è un studioso del costume sardo, non solo sul costume di Ossi, ma pure tutto il costume di Sardigna, fa che pure convegno e gira a Parizzo in convegno, poi è amante proprio del suo costume. E suona da sotto ballo di Ossi, su ballo d'unno e sa danza, Gaiato, che lo sa imparato proprio Carlo Fobio di un metro vino. E aumentavo pure a un metro vino, che è un nomine che devo ringraziare, sono stesso, lo devo ringraziare, che avete siamo questo gruppo folk e sono ballo, lo devo a un metro vino, e se non sono restato questo aumento di questo ballo sardo dei Ossi, e aumentavo pure con un gruppo folk dei Ossi che è in Thailandia per rappresentare Saida dei Ossi, quindi ne siamo pure orgogliosi. Questo paese è ricco veramente di artisti, cantanti, poeti, e mi piace sempre dello aumentare. Tu Pedrovino di nascito sul 7 marzo del 1925 fu tornato a mezzo vita sul 8 di Trigola e sulla mezzateca. Però noi molti su tutto, quanto cosa abbonato, capitano sallassato col tommato di Ossi.
grazie a Antonio Manno che ha suonato questa danza, questo ballo che l'ha battuto Pedro Vilo dai Sanurra, te lo stesso, te vedi dire in antichità, sono più che sei a tutti Sanurra. Infatti su poeti che hanno a aumentare come è nato proprio Sanurra e fu di Antonio Vanzello e poi legge poesia di Antonio Vanzello, chiamavamo su Vizzo Angelo Vanzello e io leggo la biografia di Antoni fu di nascita di Nurra, un tempo apponato e su 1909 e fa chi da massaio, trattorista, si è adattato a fare meta trivaglio di Antoni. Poi su contivizzare con onestà la famiglia e pensare sull'ufficio suo, su uomini riservato, modesto, non si è mai cantato di nulla. Mancare tenia da sa cantone sua, che sono stata pubblicata in Sischiglia. Ecco, di Antonio è uno di quelli che crea, però non la pubblicai solo in rivista, in quella rivista che è una crea una cosa sana, poesia, e crea pure in un'altra rivista, Sidea, che fu una rivista che faceva da Chico Orto di Donara, ed è a Napoli questo libro su Antoni Belli, a me da poesia di Antoni. È mancato su 1940 chimbe e proprio 9 su 20 chimbe di maio di Sodomizio del Toghi ha presentato questo libro che si narra Sonos de su Tempus e come Angelo non legge che poesia del suo babbo. Un applauso Angelo. Grazie Mario, mi ha convidato Marisa Boscia a Marietta a presentare questa poesia del babbo, non me l'avevo mai sentita, capite? No? A leggere, no, come per esempio la pappa del coraggio del Wagner, però in anticipo Pedro, perdono a Saponani per babbo, si non rende, sa la poesia come te isola fatta. Ha fatto, è andato bene Mario, babbo un nomine riservato, non si manifesta a mera, fu compare del Tiberio Mureso, compare del Batticio, Dio mi ammetto quando fui minore, che andai a lo chiamare, che si intratteniano un po' horas e horas fino a tardi, e tesinare sul bottighino, eravamo gai su Zilleri del Tiberio Mureso. E in cui me da posta entraia e cantaia questo somino in mano, che cantaia in poesia e rimaiano, ma poi uno che si fidaia accusate e fu una bellezza, e da voi desinare, da vedere ogni ottava, vi potete controttava e da voi vi potete la stesuino e vi un suo applauso, uno usatelo si paghiamo sul complimento, se fu un momento di narrare questa vita, questa vita, state tanto, che fu di me da bello e mi rammento veramente con nostalgia, ecco. Tempo che non bisogna più uso, tanto questa poesia veramente nascia da questa carriera, questa domos, e fu di una cosa spontanea. Questa poesia si raccontava tanta cosa e uno diventava, pure se non fu studiato, diventava esperto, che veniva a conoscere cosa che sono state raccontavano questa poesia, questa sottava. E questa poesia è sciata in un modo può acculturare la gente, può fare, può narrare, può rendere la gente più partecipe, più informata, più persona, in un certo punto. Capite? Uno si aggiunge a quest'altro o aggiunge questa conoscenza. Secondo me, fu di un'arte che non fu di solo arte poetica, fu di un tramandare, come si narra in Biltanza, tramandare questa cosa a gente che cucciava. E fu di una bellezza che cucciare sa sottava. Capite? Sonaiana, sapevo corriana una da quelle satira e sonaiana veramente. Dio per di cuccia ha poseverato, ne queria leggere meno, però non ha poseverato 2 o 3
E Sabrina, capite, la sento personalmente vicina al suo modo di pensare mio. La descritta è Susanno Chimmanta, come da narrare, è una lamentela di un usaglio, o come veniva trattata male questa linea, infruttata dai suoi stranieri, dai suoi, e in quella cantone, che avete detto una cantone, non è una poesia, narraia proprio O Sardegna abbandonata, dopo la legge. O Sardegna abbandonata, non certo per colpa tua, dai gente e cuscescia grua, sei sempre stata ingannata. Promessa solo, a te sempre una fatto, e un destino ingrato t'ha dato lutto e dolo, demeritato consolo, isprovvista sei stata. Fizos tuo, fortes e sanos, a sa guerra los angiutos, pro sa patria sono ruttos in sotterrino lontano, pro vaga t'hanno vosta in mano, miseria desolata. O Sardegna abbandonata, non certo per colpa tua, dai gente di cuscescia crua, sei sempre stata ingannata. Me da sarco sono lasciato, pro vera necessità, domo, figlio, mamma e frate. Caso trivaglio è mancato, in terra anzena anche il cato, pane chi no che non cada. In un cambiamento, spera Sardegna cara, fino a cussa sorte avara, chi vina a ove a stento, e del suo poco sugimento, cussira sia calmata. O Sardegna abbandonata, non certo per colpa tua, dai gente cuscescia tua, sei sempre stata ingannata. Un'altra cosa, un'altra poesia che mi piace a me, è dedicata a mamma. Questa è una poesia che il Papa ha descritto quando fu in Sipidale. Scusate. Questa è una poesia di amore che il Papa ha descritto quando fu in Sipidale, fu ricoverare i suoi sonatori. Come intesa gente che è lontana, possa aumentare so caro suo, bisogna fotografia. E sto vedendo quella fotografia, ha fatto quella poesia. Scusate che la chicco, ecco. Osservando una fotografia. Ojo bellos, nietos, attraentes, giugues in un simpatico viso, tristo, senza una traccia di riso, serietade de senso parentes. Pare d'ogni virtute che presente se anima digna di un paradiso, promesse de sa vita sa vera fiamma, vero tipo e musere e vera mamma, promesse su un mare di speranza, promesse sa delizia terrena, promesse su una magica sirena, promesse di su bene rabbonanza, promesse tue vitale importanza, promesse se su sole e lucura piena, promessa a mezzo femmina sese, pensa, promette de valore prenda immensa. Devo chiedere una poesia che come non capite non sorrestesse a ricampare tutto, capite? I fasciata i campante. Noi chiediamo solo per aula seria, di amore, e creatura cosa spiritosa, proprio adesso scusate si ragazzo, la sua devo chiare, e fa era di un personaggio che è andato in Urra a tesinare da come dei fecchidore, in due per aula proprio, solo che non la gatto. Va bene, Dio portando con le giornate, ho letto Tramonti su sole, è una poesia che è come una fotografia.
quando mi dà sempre come con Instagram, con su social, fa che fotografia, la pubblica, quindi li vale bella, sul tramonto. Isu ha fatto come da narrare, una poesia, un sonetto, poi sul tramonto. E da questo un avvocato, una intestinata, il significato della vita, come si chiama sul sole, che è un ciclo, un andare e un tornare, che è sa vita nasce e poi finiti, e si incrasa, torna da nascere un'altra vita. E che narramo su questa poesia, a pagina appunto 19. Tramonto e sole. Dai sopra su monte ingalenente, abbaido su sole attentamente, in su lugar si mostra d'impotente, de caloria e de forza manchente. Sa bella terra se abbandonente, e con essa ad ogni essere vivente, il s'ultima lugura sapiente, pare che tutto gusto sia in mente. O tue, chi m'osserva curioso, non m'abbido a ore e mesudie, quando via potente e luminoso, simile sorte è sconfirmata a tie, e procusso non viva orgoglioso, ca umile, gli scompari che a mie. Grazie a tutti. Angelo in cuccia, perché riesci a leggere? Sì, ma così no, dai. Sto utilizzando troppo tempo, è una serata di poesia, dai. Va bene, tanto vola. Questa sarà più seria, questa invece è più allegra, non so. Questa è una storia, dell'angelo. De questa vita come ti succedia, come ti si idea in giro, uomini de carrera, l'angelo. Sicco che Salinna sorestato, canto de Francisco, si scena pinteso. Chi se a Romanetta presentato, nende che fossi fechitore osseso. De cascettetta e foscica armato, con uno serracchino a quinto preso. Chi è vostè, suo dirigente annato? I suo risponde Francisco ossesos. Isperende con un grande afficco, subitamente l'uomo d'improva, e che lascia so Giorgio de Sisticco. Basta, la prego e si candare, si innestare proisse, e se cosa nuova, e si che torre da pastoricare. Grazie Angelo. E ti ringraziamo che ci hai regalato un po' di emozione, dai. Questa poesia è l'emozione. Bene, come andiamo avanti presentando un grande poeta, un altro grande poeta dell'Ucraina di Ossi, che si chiama di Pedro Muriso. Poi legge questa poesia di Pedro Muriso che ha due figli e lo chiamo tutto due. Cicchetto Muriso. No, Domenico legge. Spiegalo tu. Come lo che devi chiamare ancora? Se vuoi che pizzo Domenico, a te tocca Domenico. E cantica Picchia Domenico non eravamo che Dio Pedro e nasce di Nossi, sanno 1911 su 20 di Sant'Andrea, è tornato a mezzo vita, sanno 2009, a 30 anni ha cantato. Cantagliamento in Sardegna, benché ne veda premio, in 20 anni di gara ha seguito a scrivere, dopo i 20 anni di gara si è primo e ha scritto a tavolino e fu considerato ed è ancora considerato uno dei suoi più bravi, più manno poeti di questo periodo. Ha cantato come da poeta, famato di questo periodo, e ha pubblicato il suo primo libro nel 1946 con su titolo Ischelios e Abizzos. Poi su 2010 un altro libro, Modas e Poesias, sotto Bennarz del suo Mezzedeghe, così l'ha presentato. Poi ha accoglito tutto sopra sua sull'ultima vetrissa, su 23 de Lampada del suo 2012. Ecco, dai Domenico ascoltiamo su qualche poesia adesso, babbo. Io
dai sardi scende questo documento vario che è stato fatto sulla poesia. La poesia si che s'intende. Mario è fatto a questa cosa e devo chiamare l'archeologo di questa poesia. Vedo che diventa una cosa di fare proprio cosa aggiungere. Fracassare non si incagliano più, ogni modo non mi chiedo prolungare il concorso che la poesia a suo modo attuale anda avanti con paziente, forse da cambiare ventre, ma cosa si che sente di come che so leggere su Buzzone Sant'Antoni una poesia del Babbo. Ed è bello che se pare di oro Buzzone Sant'Antoni, una muina intendo che la musica divina lontana e non comprendo il cantone, però che un'annunziazione tu mi sei toccante, mente e coro. Come o hai visitato a mie, o ti riparo in cussala e barracco, magatto in fusto, fritto, in cracco, ripulendo la vita vostra vita, che Dio coraggioso a tanta sfida, manco due a timido la die. Tratteni da mi vai compagnia, dato che come se bene da buono, a stare vita tua non so solo alato ambasciatore, se mandato, vedo che tuo guru ti è toccato su compito e si ingrata sorte mia. E te bellezas non ama battido, con sotur che scariños que mi dasa, non vas a querer narrer que un grasa, ad appenne si incognita fortuna, si cambia d'un buono tutto in duna, consola va col suo coro che ha soffrito. Con cussa salighetta sa, che un velo t'alza sa bolo, giuttende in saera, con te su, questo raio di spera, da voi che suo coro mi ha toccato, e mentre se masinansi alla sala, Buzzone Sant'Antoni, anda sul volo. Come leggerei un'altra su Sacruta di Nettuno. Mi dà la benedetta che ci eravate, 63. Una via ha fatto una gita a Salighera, Babbo, a Sacruta di Nettuno, e ha fatto una bella biografia che compro la legge. Fattendo un'insalata serpizzante, magari dentro la Sacruta di Nettuno, con sua bellura palasa al levante. Sa rara meraviglia, schinove sono di Nettuno, antica deità che dia chiede di visitare ognuno. Natura mamma di celebrità, superba, insuperata, tranquilla, anima e vita dell'umanità. Dai scienziati a sua burilla, sono suoi speleologi in atto che gente in una vita sa sibilla. Celebri ricoverte hanno fatto, ma non hanno fatto su questa natura presentata solo senza su piatto. In sa si intragna da questa rocca dura, olio s'abbaglia, s'ammagliano coroso a tanta fisica prodigiosa e pura. E entro e Sacruta, in sorroso, e stati come gatto contemplente, su ricamo e finissimo traforoso. Per la sintrateata sapiente, vido de sabuffi da essa rocca, che lacrima del vergine riente. Vido stila e canti da fiocca, sa fantomatica albero di Natale che mi pare dell'arzente. Bene, tocca. A tanta meraviglia naturale pare che esce il sonno e torna in sero nende il titolo mortale. Canto so servente tutto ero, però sa con camieni marrana a tanto impenetrabile mistero. Non posso arrivare con comana a ne descrivere sa amanda bellezza in questa natura è troppo arcana. Né de sante sa nobile ricchezza non può figurare in paragone di avere sa sua nobilezza.
a rendere già la descrizione e che mi pone seconda in puntiglia e di soffrire una delusione. Vidente questa semplice conchiglia della Puccaccia in solo su mare mi pare ad esclamare: oh, meraviglia, ecco di fronte a me un altare che saltare le sorgano chiamava che quasi mi fece impenuiare. Altare da esa architettato, che architetto e che scultore se pare desafavasa ricamare. Milioni di secoli, umore senza dura legnite si distillano, sculturelle in vario colore, cale di fino luminare brillano, confuso in sapala de saltare, un sorraglio solare si istintillano. Abbagliato e su mano luminare, che uno vi alzacchizzo a suo fronte, crino sa fronte in gesto a salutare. E a solo manco alza sa fronte, e su Cicerone alza sa mano, indicandomi un altro in un orizzonte. Milla sa cupola e su Vaticano, e Santo Pietro e Roma, simizzante sa capelli di suvante romano. Sa cupola romana è bramante, ma i nomi avesse penetrato forse qualche ciclopico gigante, o aragne ad aere ricamato con sacco mitologico al samano, simbolizzando a tutto suriato, temperato in sincudine di vulcano, in ue Achille a pesante a giudo invocato a saggiudo e oceano. Con su pianto e tetti di inagiudo, lo assora, so caldo che ogada in questi scogli temperato il crudo. Su guardo murro, introsa cruta iogada, e amarrada sa rocca travagliata, ma ero ogni tanto che luogada. Però qualche istante s'annisi tu cagliata, poi torrente annigliata e devogliata, e mancare assai scuro non si sbagliata. Questo mostro marino non imbrogliata, e commerata sa e calche indiettata sa parte mala, che a molto son raccogliata. A sa parete so calco saettala, a so pilastro rammoso simbolata, finza da quando sopra comprettala. A tanto fare sa natura isolata, sa torre isolata, tra sa bovida e o pavimento restano vissa sa mentre sa scolata. Tra babuche, a basalita e vento, un rumore orribile accompagnata, pare saoche dei tetti in lamento. E in sul lago trasbagno il tre, e in sul lago dentro si stagna da sabba, in sa pentuma sa si cuada, e sa ninfa in lago si bagna. Questa torre che pare che ne ruada, e sa torre di vista nominata, pare che m'appaltare mi conduada. Fatto girente in chiffa di s'entrava, mezzo giro e circonvallazione, ma un blocco mi prima si strada. Mi vaso sopra un bastione, mi rende contemplando il tuo fungo, allontanando in confusione, contemplando cantubido in fungo, in colore di argento, pratta via, una essa meraviglia di suo mondo. Dea fortuna che due migliaia torrendo in pala che concesso a mie, una sa più bella di mia, eccomi ora a solo su die, ma tanta meraviglia, so attirato Nettuno e torno a visitare a tie. Addio a Pocaccia illuminato, de occidente su sole a te faccia, chi dentro entro su coro penetrato. Addio a mezzobia che Pocaccia. Grazie Domenico. Ti ha letto la poesia di Pedro. E Domenico è un poeta e improvvisatore pure Domenico, ha fatto metà gara, si pure Sardegna, quindi ha arricchito il suo la cultura ossesa. Come venirà a conquistare un'ottava del babbo quando è partito in Africa, è partito dal giusto di Messina e babbo ha fatto un diario addirittura, e noi passaiamo il teia sempre. Sente in Serviera in Samuraglia un santo rettore cristiano, i chia che partiva in battaglia, vieni e mi rende di samano, miracoloso una santa medaglia di un Sant'Antoni, Papa Fan. Mi l'abbraccio e mi sinno con disizio in nome di suo babbo e di suo vizio. Grazie Domenico. Bene, come possiamo sapere a Sapine, piano piano, Bellabello, come la trovavo intrattenimento con Maria Teresa, Sedacana, per fare una tracantone.
e Andrea Viga, e poi Gavino Muta, Giuseppe la deve leggere, tanto Giuseppe Cometto non legge una poesia, e poi appunto a Gavino Muta, dove pure lo deve leggere, spiega dove pure. E da poi aumentiamo soltanto due poeti che mi sono resato, Giuliano Mureso e Sala Piemonte, che conosco. Buonasera a tutti, te la fatta Pedro Mureso, a suo poeta chiamato Pedro Mureso, amico del nonno mio Antonio Donaera, a essa campagna facca e suletto, declamaisi poesia del suo tempo passato, buffetti con una tazza di nuovo, farizzi poesia in rima, poeta dell'elevato cultura Pedro Mureso, che noi andaia a poetare, rezzia su s'applaso de minore e manno, sa vena poetica l'ha sempre accompagnato, che l'ha conosciuto non l'ha mai dimenticare, sa me tuo in questa serata di poesia, non lascia speranza come ti ha fatto isso, di ammontare a tutto questa poesia è nostra tradizione e deve seguire su cammini intrapreso, poste di eternità. A chi Pedro Mureso un ringraziamento particolare per aver dato a Ossi un poeta acclamato da suo successo. Compare Antonio Andrea Cucca e suo altro poeta che aumentano ore in questa serata. Grazie. Grazie, bravo Presidente. Prego Capino, leggela dove punto. Buonasera a tutti. Questa sera per il vostro poeta Anonymous. Non pare bene che non sia mancato, tanto tempo che ha passato, non creando il buono che ha lasciato, e non vede mai vienato. Già lo siamo in pena e triburia, ma noi travagliamo pure su due in occasione. Ammirato da persone di alto grado, e dai noi non deve essere mai dimenticato. Su tutto buono parlare, noi dobbiamo seguire sia come che sa venire per progredire e fare come non sa imparare, dare a giocare a congeniare a chi caragnare e toccare sa buona strada e lasciare la gente malintrignata. Finito. Grazie Capino. Invece Maria Laggio non capisci, davvero? Non è bene. Quindi questo poeta di Alla Sicuro abbiamo finito. Giuseppe potevi venire solo a leggere poesie del suo nonno, invece si è innamorato di Salosia e è diventato un poeta sicuro. La che leggere? Legge bene, dai. A nonno mio, caro nonno Antonio Donaera, dedè coro d'insegnamento, ha dato il suo travaglio provaera, di essere abile e pieno talento. Carabinieri a catus a fine attento, sonò le mani con mente fiera, innocente, prudente e fiscontento, e gai di sé distinto e sa messera, potete essere esempio di onestade, posano bella generazione, e orgoglioso di travagliare tanto in sa campagna, non va facoltate, in noi non si è stato campione né mai di sua famiglia di se sfranto, chi data con notto non data mai a dimenticare. Grazie. Bravo Giuseppe. Bene, come ascoltiamo Andrea e Maria Teresa Pirrichetto, come Andrea pure canta, deve che sentire pure cantare. Maria Teresa come può salutare, potete cadere tu su una corsicana.
Grazie a Andrea Piga e Maria Teresa Puricheggio. Grazie. Bene, andiamo da tenanti e aumentamos a Tiago Reso e Giacomo dalla Sanfizza, Soppina, Pina, che non legge poesia del suo babbo. Giacomo Reso. Nipote questa, la nipote. Elena. Pesadore. La legge dice, Giacomo Reso, il inventore del suo concorso a premio De Ossi, mi pare che arrivata su 30 gimbe, se non fatto. Buonasera, grazie. Ringrazio l'associazione per aver creato questo bellissimo simposio che ricorda tantissimi poeti di Ossi e che comunque hanno in comune qualcosa, non appartengono solo al passato e a tematiche che riguardano il passato, ma che comunque ci fanno sempre pensare all'attualità, al presente. Non c'è nessuno che abbia parlato di qualcosa di differente dall'attualità, dal nostro indicativo presente. Quindi grazie di cuore. Io sono la nipote di Tiu Giacomo Reso, per gli amici, oppure Giacomo Muresu. Parlo in italiano perché non vorrei fare gaff, anche se lui con me parlava sia in sardo, logudorese, sia in italiano. È come se capitasse a fagiolo in questa occasione, perché il 7 febbraio è stato il suo 10° anniversario dalla sua dipartita e dopo la sua dipartita c'è stato il vuoto per noi. Quindi ci tengo perché io sono la nipote più grande. Ci ha trattato come dei figli, esattamente come ha trattato con tanto amore le sue 3 figlie e soprattutto la moglie Vittoria. Ci ha lasciato 2 sempre i 3 gennaio. Nonno è nato il 27 giugno del 25, non aveva un'istruzione scolastica, era un autodidatta e le ultime parole, il suo ultimo desiderio sul letto d'ospedale era quello di rileggere I Promessi Sposi, perché adorava la letteratura a tutto tondo. È ancora così che mi pare di vederlo arrabattarsi fra la bottega, il mercato, la campagna e la sua bellissima Olivetti, in cui scriveva lettera su lettera, in prosa e in poesia, in italiano e in sardo. Ci ha lasciato tante testimonianze, per cui abbiamo una montagna di lavoro da raccogliere veramente su mio nonno e speriamo di poterlo fare il prima possibile. È stato cofondatore della Prologo di Ossi, è stato cofondatore del premio dello stimato poeta Giovanni Andrea Gucca, tanto menzionato, che quest'anno appunto riesce a compiere 40 anni. E il secondo, Pasquale mi conferma, è il secondo premio del logudorese dopo il premio Dozzieri più longevo. Quindi possiamo dire che hanno fatto un ottimo lavoro nell'84. Quindi speriamo di potergli rendere omaggio. Nonno contemplava l'amore a tutto tondo, l'amore per la famiglia, per gli amici, la fiducia, la collaborazione per le persone e con le persone, con tutti, e la contemplazione del creato nelle sue grandi e piccole cose, di cui poi ci darà una breve lettura Teresa, sua figlia diciamo di mezzo, la seconda figlia, perché ha trattato tante tematiche ironiche, profonde. Io parto dalla fine, dalle ultime poesie, una inedita addirittura perché non l'ha potuta mai recitare.
Ha vinto premi, ha vinto menzioni, è stato vincitore del premio Litissi, ha avuto una menzione d'onore per il premio Poli Latino, è stato secondo vincitore del premio Zieri, ha collaborato con tanti poeti e quindi era una persona veramente poliedrica e sempre propensa verso il prossimo. Io mi ricordo questa parola di mio nonno, questa frase: "Za gente no es legomente la querimus nois, lo devimus accettare". L'alterità positiva, mai negativa, l'accettazione del prossimo, alla base della nostra educazione. C'era l'amore. Scusate se mi sono dilungata, ma pensavo che mio nonno riprendesse, tra tante parole che sono state dette, anche qualche parola in più. L'ultima, io parto dalla poesia inedita, che non ha mai recitato personalmente, ce l'aveva lasciata nel 2013, poco prima di andarsene. Lui se n'è andato nel 2014. Ad appendere una via. A chi è devoto preguntare per non camminare in periferia? Si botto su segreto severare, devi lottare ultimamente mia. Si podia segare esa tropea, chi m'ha ligato pesi e manos, per superare tutte le peleas che sto combattendo con los anos. Ad appendere una dia in luce chiara, proider di continuo con di sella, e che vettueretto, cosa rara, che giovere atteso a novellas, che sono usate nues remunidas. Il coprire segreto de Zancano, il coprire pianetas che è una vita, attressare con sordas che è amore, e canto precioenza, cosa dire, de poter mezzorare questa vita, non cheso che arrivi solo a mie, ma con amore d'ogni anima si dita. No hijo, sa carrella delle aree, ma Dio sigo ancora sul cammino e vado un sabbaca a navigare il perende in fontana se traino. Quando ido sul sicuro dell'orizzonte e miro questo punto di arrivo a Tresto costera, guarda il monte che ogni dia mi ne dà motivo. Bello questo tema, s'argomento, bello e ricco di virtù sana, che correndo un pare consueto, per abbondare ogni città fontana. Abbiamo deciso di mettere una parte di questa poesia proprio sulla sua tomba. Per gli amici, era un ringraziamento del 2012 per gli amici che gli hanno fatto gli auguri, il 27 giugno. Sosanno sul passente a passo lento, e che non abbizzare sul rumore, commente su vivente, su contento, in mezzo a so caros mios, con amore. A totus, sos che m'ha disammentato, so grato, unsamente con suoro. Grazie con m'hai onorato, commente un viso e logo d'oro, tutto recide questa mia novella, e a che sia sempre solo luminosa, de guida posfetta su ogni cella e passeta su una vita virtuosa. A cent'annos! Da Spero di non aver dimenticato niente su mio nonno. Ora do la parola a Teresa Muresu, che è la seconda figlia. In medio non stat veritas, perché lui amava tutte le tre sorelle, ma un applausone. Questa è una manifestazione di quella che è la sua contemplazione, la contemplazione del creato da parte di mio nonno. Grazie a tutti, buonasera, bentrovati. Grazie a Mario per questo gradito invito, grazie all'associazione, grazie a tutti, insomma. Io sono emozionata. Da voi questa cosa che Anna Elena, provo a leggere una poesia del babbo. Sono un po' indecisa,
hai preparato questa poesia che sua da mandato a Paoli Latti, no? E lei ha dato una menzione d'onore, è una poesia bella. Poi che da un'altra lavoro, è una poesia che ha vinto il primo premio su 93 e si intitola da In campagna e si aumenta da proprio sul rivaglio che va via canno con minoretto, insomma. E questa pure è meda bella. Poi che è un'altra simpatica che è dedicata a Samusa. È un monologo chi si rivolge da Samusa ed è simpatica, quindi fu una po' indecisa. Comunque, comincio a Mentos. Allora, un attimino mi devo consultare, così poi pensiamo. Avvicinati che non si sente. La forza è spenta. Ammentos. In notte senza luna, sosistendos, lughiana de pius in firmamento. Nuieddas biancas, anzonettos, mi variana currente consuento. Entro sa notte russa miraia, in su gelo dottus as lumeras. A mani in barra sempre pensaia, in sa punte su monte, sa schimeras. Imbranconato sopra su nuraghe, sempre a suo misterio pensente, in mezzo a suo silenzio savaghe, solo sos grillos, sa notte cantende. In horas minutas de manzano, calchisteggio partiat furioso, intro si scurigore de sarcano, e sparia che faro luminoso. Sisteggio e manzanile vitiano, luminoso escia d'ogni die, paria d'ogni sveglia su manzano, e indischidaia sempre a mie. Appena chi si dia su lugore, de sa freschida sempre osservaia, su campo tutti fusto dell'entore, sa campagna che pratta la via. Devo leggere un'altra? Certo. 13 addirittura. Però deve essere, dai, proviamo. Stanno leggendo un culla che ha vinto il suo primo premio, che sono 93, in campagna. Canta voltas, mirendes as stellas, colcata ventre in alto misoido, dimandende a sugelus as novellas, dedotto su misterio bramido. Si stella e genadolzo che lughia, che fidi a prima notte luminosa, su cammino e savazza mi variada, su velo bianco nido e unisposa. Seti stendos distintos con su drone, salube mi vagliano in coile, illuminende dotto su mazzone, finzamenta su primo manzanile. Sopra calchi trema o contrammuro, pipende su zigarro a fuoco in bucca, in sabate sombrina sa si scuro, vestito de zamarra e de mastrucca. Notti mia, bidia nell'entore, in sattunzo, ponzende sulla olzo, faghia su massaio, su bastore, con lamas e cannadas e puntolzo. Voltulende sa terra consalvata, a santa e torra, sempre a passo lento, da esempuddile vinza assamurrata e senza mi escire un lamento. M'indamento di questa pizzinnia, dessa campagna ogni verramenta, prodotto so bisonzo strattaia, sos attrezzos de dotta s'andamenta. Con sabeltula semene proenda e provvista sa caldo che giuvia, pane, vino e lardo promerenda, intro
sa beltuletta bimonia. A suo primo lugar su manzano se staia sadula a semenare, su puzzone sa truma prosurano, veniana a inie a biculare. Invocazione prossa musa. O musa, diciamo, e t'allontanas, e quando non ti penso, t'avvicinas. All'improvviso, con s'arrimas galanas, e con sa mente mia t'incamminas. Ed è di wonder fatto me rigiras, in cudas horas bellas chitulanas. Appena che mi schino ti rittiras, e quando so dormito mi mattanas. Pruitte quando deo la di zizzo, cusa naturale musa antica, in su sonno m'apparis e m'abbizzo, ti candas e non lassas manco istiga. Pruitte non mi svelas su segreto, un'iscutta de lughe puro a mie, o musa, accompagnami un dritto, mi devotta servire notte e die. Fammi sa grascia e di toccare con sa mente su verso armonioso. In poesia tutto a raccontare su un verso intreo luminoso. Pronta sempre ad ogni occasione, sias tue cum meus generosa. De sa vida, sa mezzus passione, ses tue, chi non bada attera cosa. Con sas intimas notas de su coro, ti agherre de iscriere cantu d'amo, de sa sardigna intrea in logu d'oro, pintare con sos versos cantu bramo. S'orgoglio de sos sardos, sa natura, ti agherre de pintare cantu cada, da sa sardigna sa bellura su mare de quest'isola incantata. Grazie Teresa. Grazie Mario, grazie alla Simbolo, grazie per questa bellissima occasione di non dare se può aumentare questa persona cara che hanno lasciato il suo segno in questa comunità nostra. Ed è il minimo veramente che vogliamo fare. E spero che siamo contenti. Grazie a tutti. Quello che confermare per continuare a l'uso del poeta di Ussi. Come però siamo a Pinuccio Secchi, che è un poeta di molto duro, che solo leggere una poesia e poi andiamo a concluso di questa serata a mettere a Babbo, sarà Piemonte, che è solo fu il poeta Osseso. Un applauso a Pinuccio. Io sono di Porto Torres, quindi recito in sassarese. Un argomento è una cosa che sta rattristando il mondo, la mancanza di pace, quindi dove non c'è la pace c'è la guerra. Purtroppo è una situazione che fa piangere il cuore, sia a livello sociale sia a livello personale, quando si sentono le notizie dello strazio dei massacri che stanno avvenendo in questo periodo. Si sta pensando e si sta addirittura evolvendo in modo così che se continua ci sarà un allargamento della guerra, è cosa che noi non abbiamo conosciuto. Io sono nato in tempo di guerra, ma ero piccolo, non l'ho conosciuta. La stiamo conoscendo adesso. C'è sempre stata anche le guerre che non vengono considerate da tanti anni, ma in questo momento sono le guerre che sentiamo molto più vicine e quindi ci fanno sentire più sensibili
e quindi anche la poesia non può esimersi dal registrare anche le cose sociali, personali e sociali. Tempo di guerra. Avaghi un virus si era dato una caimata, era finendo un tempo di duimento. Si paria già finito un lamento, ma non era vero, la guerra è cominciata. Uomini potenti, possedini da sorti, clienti, che pretende di battaglie, con l'aimi sono i sorgenti di zedai, l'ubiento è poco, ma sotterrare i mosci. In chissà terra, nello grigio è nato, e murato in grozzi, per predicare amore, nazioni senza pazzi, nemici e traditori, da sempre sangue innocenti hanno iniettato. Ma tutti le guerre combattute in terra, tanta gente, lo zero è un bel brigante, pare strazio che il mondo è succedente, che fine resto il rumore della guerra. A mani alzate abbaidemo in sero, passò di signori che su gran piccato, mosci e lamento avemmo sciuparato, tutto ne farende che non pare vero. Grazie. Grazie Lucio. Bene, come concluiamo questa serata, a mentende a Babbo, a Sala Piemonte, Udinacchito, su Vitibatto di Triula, del 1929, e fu tornato a Mezzovita in su 2001, su 20 di Sant'Aina del 2001, improvvisamente, fu una di Grascia. E Babbo ha sempre vivido in Sanurra come tempo seso fino al 1967. E poi lui si subito ha dato fuoco a suo dono che ha di questa poesia. Babbo fu sia di improvvisatore e scrive pure poesia, e infatti dopo amo meta poesia che non ha lasciato, ma da leggere tutta la poesia di Babbo mi ha fatto contento che avete a meta corrispondenza con questo altro poeta di Ossi, e si ha proprio preso che si chiedevano me da ene, si inchiato uno qualche premio per un'area di poesia, se li moriva un parente per un'area di poesia, quindi tutto questo affetto che potevano avere tra esso lo esprimevano in poesia. E come ho fatto intendere una poesia, infatti prego a Gianni della Faga Partire, che ha dedicato a sull'ultimo tombarino di Ossi, voi chiedete me, che si affetta, non vai affetta senza piperiolo e senza tombarino, l'ultimo fu di Peppe Vitalisi, e Babbo le ha dedicato una poesia che ha dedicato, che ha da leggere in una trasmissione da radio in Tattari, Radio Holiday, tanto vi fu pure a radio in Tattari che facevano la poesia, addirittura concorso di poesia, dominio di Pidemè, Peppino Donere che da Via de Serino che da Puruin che usa concorso, e prego a Gianni a fare partire la prima poesia sull'ultimo tombarino. E andiamo a fare poesia, se poesia non sarà più le monte che è l'ultimo tamburino. Sull'ultimo tombarino e da mia e dai tempus meda in abbandono non c'ha restato su ricordo e via. Dagli anni è mancato il padrono, chissà o l'anare remunito, non si è inteso più con solo. Parizza spopolo ad inteso il vino, questo orgoglio e tanto viaghere, che ha parizza gente di vicino. Sonente schia da sosuto avere, fu di poco saggente uno consolo, adenanti e saggianna e sorriere, canto sballo so ha fatto andare a volo, su movimento e s'attrozza scontinua, su bianco e su riperiolo, finza il parizza pingia al vicino, ad ogni festa vai un presente, capo di tutto su Beniamino. Fuggai a suonare con uno schente che a suo movimento d'essas manos si vieste incantata a metà gente. Canta il borra sul mio paesano, su ballende a ballo d'undu i sistradoni l'applaudiano del zoccolo de manos, introso coro di ogni persona, penetrai di suo suono armonioso, poi si manna soddisfazione. Riposa come che si eterno riposo, a suo fianco essa divina gente, tenza di niesi infinito gozo. E questo tombarino il suvenente auguro l'odore delle aree del suo ghiladassato come parente. Sul
usando su torre di vibrare tramite la sua discendenza su un barino torre di suonare. Casa natura e la sua esistenza tramanda da sermantesi sentimento so che canto si degna di presenza. Dio ha fatto sul mio complimento al suo primo artista o suonatore, per te mi sono restato sul rammento. Poi se esiste un altro minore artista che è quello tramontato che merita il suo proprio valore, ad bene stato lo dato. Il presentatore essere Francisco Dettori, Naro essere che ha sagato ancora, noi sa tanto bene però io ancora. Di questa trasmissione non si deve fare uso. Come vuol leggere un'altra poesia di Babbo, che si intitola Verano. Verano, su padrone sosfiorese, presente de sa terra intro sa s'intragnasa, e fa che se cambiare sa campagna. Su danno e su nie de sos geroso, tu ego faccasa con sobir desveloso, e placcasa de sierroso dolorese. Verano, canta servase, piantasa, tu in birdisi con fozzasa noalese, dai su monte fino da so canalese, sos fiorese profumano ogni zona, e sos frutto ti paghe corona, sas tu appare tutto die santasa. Verano, finamente a sos puzzone ti cantano contento d'ogni die, e pro sos nidos i settano a tie. Forse che este luogo fiorito, e cuana in sas pampina su nido, tramandende sas propria cantonese. Verano, se mezzo in stagione, tutto canto profumano in segreto, de terra non cuizzano un dritto, senza ridare su base s'amore, e fa che si bocciare ogni fiore de tutto sanno se su corizone. Verano, misterioso se ancora, tra i sende sa svena de su mondo, e pare di chi spinga dai fondo può crescere serva di ogni piantato, da sastotto di irde cofaccato, che sugli umano si incanta d'ogni ora. Verano, benigno di titana, sos animales di ogni zenia, los torros al mundo s'allegria, dentro de sa vida si speranza, de tempus bello in mesos abbondanza, che esta sa mezzo ricchezza chiana. Si dato e su tempus. Grazie. La Idrese, l'ultima poesia che può leggere, invece l'hai dedicata proprio a Giacomo Reso, con l'amore del Sparto, e provo a leggere. Su distacco e su babbo questo è sempre forte, però Giacomo non besta tristo pannoso, che non tutto su figlio sono sa sorte di del suo babbo morrere a cantannos. Intanto restano solamente suos, in mezzo a suo manno su chi che su. Babbo tu, dai a che uno, e hai a cominciato che duos, i perenni calcatri di arrivare, come su nonno a cantanno che ste fora, ai bischerfi di campare ancora provarono un nonno secolare. S'anima sua, alleato suolo ed assato ada su mondo so mortales. I nove fu restato solo di tutto canto sul suo fedales. Da che su chilo hanno aperto Saglianna, che hanno ido sul suo sorriso, e da che sta arrivato in paradiso, so sicuro l'hanno fatto festa manna. De isse e de sentimus sa mancanza, provando resta di ammento. Gradas a gusto mio pensamento, un para sa trista condoglianza. Bene, noi abbiamo accampato questa poesia, pensavo di aver fatto qualche cosa di buono e di giusto. Abbiamo aumentato questo poeta se osseso, che hanno lasciato meda valore, se non solo poetico, ma pure umano, e su questo valore se in questo mondo che stiamo vivendo dei buoi che lo queremo tornare a pienare e quindi usamente solo nos auguriamo che condividiamo su che issa nos hanno lasciato e che dai noi non cademo con una mente solo e però con una coscienza
di tornare a identità nostra, a fare scusate e a utilizzare la storia nostra, arte, musica, canto e tutto ciò che abbiamo di ricchezza. E vogliamo a Rosa e a Dolore e Gai salutano, vabbè Dolore mi sono dormita. E noi contiamo di fare un'altra di questa serata più satenanti. Poi che un trivaglio umano è fatto il cicchino pure è fatto un libro di lui, bisogna tutto sa un poeta lo stesso, sai dai meta di abbino, che richiamo pure di non dimenticare che cosa. Ho fatto salutare per Deissa. Grazie a tutti per questa esperienza che ha potuto costruire e per la testimonianza che sei già. Il parentesi e il poeta che tutti presenti in noi. Grazie, si che uso a parte di queste cose, perché tutte cose che portano da bene, che si vente bene a suo coro, si vente bene a tutto. Grazie tanto. Noi con la simbolo continuiamo su girare in Sardegna, mantenere quella tradizione di questa poesia che da voi è cultura nostra, è sempre stata cultura nostra. Dunque noi seguiamo a chiccare in s'animo dei suoi santi, di mantenere questo dono che abbiamo, chicchendolo Biblia proibita, e vamos a continuare il sul 2024. Passo il microfono a Mario. Intanto non può capire che non mangiamo il morso, entriamo sicuri nel messo coro. Come a chi non ha mai inteso Saoghe di Carina Bocco, ha questa maniera di far intendere Saoghe di Carina Bocco, in una gara poetica, sì, non finita ancora, una gara poetica che ha fatto in Santo Lussurgio, con due poete Mascia, e a essa vivo purissa in questa gara. Fu del 1960 e ascoltiamo su Saoghe sua. Prima ascoltiamo a Zizi, Bernardo Zizi, che era 28 anni, non parli? Vabbè. Vabbè, intanto andiamo a Lucia. Garamela in San Giuliano, la vecchia patronale Soro, e addirittura l'operaio l'ha invitata questa proprio Sadia, ha fatto che mantano de nozze e l'ha fatta cantare con un altro poeta in privato e poi scritto che fu tutto acerato da suo muro poi ascoltare questa femmina. Quindi un'altra femmina ossesa che ha girato su nome e l'ha detto a Bantu. Bene, come vedo che ho commentato a Babba ultimo, hai scritto una poesia dedicata a mamma, è la prima poesia che ha scritto da che anno fa, e la legge da Lucia Cherchi di Siniscola e un padre suo marito l'hanno musicata e abbiamo so piacere di essere la serata con questa
canzone. Sì, allora è un regalo che abbiamo voluto fare a Mario, naturalmente lui ce l'ha proposto e noi l'abbiamo fatta. Spero che sia di vostro gradimento. Io devo dire un grazie a Ossi perché è l'unica città sarda che ha gridato viva gli alberi. Ecco, questo mio regalo e questo regalo di mio marito è per gli alberi. E grazie al comune di Ossi che fa fare queste cose. Questo è il nostro regalo per Ossi. Ancora non lo sappiamo neanche noi. In un mese abbiamo fatto questa canzone. Attenzione.
sabato sentiremo anche questa. È già depositata alla SIAE. Evviva Ossi! Anche perché questo brano andrà a finire a Radio Internazionale Genk in Belgio, al quale ci sono roba come penso 20.000 sardi emigrati che con piacere lo ascolteranno senz'altro. E sicuramente a settembre saremo lì per presentare tutte queste canzoni. Verrà anche Mario con noi. Grazie, grazie. Ciao, grazie di tutto. Io ringrazio con la cantone. Lui è un po' con la lacrimuccia, ma va bene. No, io sono molto contento di questa serata, ma sono veramente emozionato, tutto il commento, poesia, pure sul momento di angelo, un po' tutto. E quindi poi ringrazio tutti, sia da chi sono bene a leggere questa poesia, sono parenti, sono artisti, Andrea, Maria Teresa, Antonello che non fa che segue tutti i documenti su chi facciamo, a Gianni, a Massimo e a Bruno Guidaccioli, a Lucia, a tutto. Lo ringraziamo tutto per questa serata e non può cadere se chi non abbiamo conosciuto questa sede del suo coro di così. Grazie a tutti.